Sport motociclismo. Un solo pilota in tutto il Friuli Venezia Giulia che partecipa al campionato nazionale di motociclismo, sino allo scorso anno con una 125, da quest'anno dovrebbe passare alla 600. Giovanni Pibeluc ci ha raccontato i suoi palmarès in occasione di un'intervista in piazza Codroico. Ho seguiti fino adesso, sono stati discretamente buoni. Ho fatto nel 2013 un quarto e un quinto posto a Misano e Mugello, quest'anno ho fatto un 7° posto a Imola, a Misano sono caduto mentre ero terzo, al Mugello sono partito secondo e finito quinto. Non vorrei fare il viaggio della situazione o il lamentino della situazione, però diciamo che non ho mai avuto modo di esprimermi al meglio. Tecnicamente, come magari mezzi e soprattutto come con possibilità di allenamenti e queste cose. Per esempio quest'anno, prima della gara di Imola, ero fermo da 8 mesi e ho fatto una ventina di giri sul circuito di Adria e dopo sono andato subito in gara contro gente che era già la terza gara di campionato, che aveva fatto tutti i test invernali, faceva delle prove tra una gara e l'altra, mentre io, non avendo una moto mia e non avendo un budget sufficiente, dovevo saltare in sella solo in occasione delle gare. Ecco. Tu hai iniziato subito con la 125, ma quando? Nel 2008. Nel 2008 ho iniziato il primo anno che ho corso appunto con la 125. Purtroppo sono tuttora, almeno fino all'anno scorso, fino alla stagione scorsa ho corso con la 125. Al momento ci sono delle trattative con un paio di squadre per passare in 600, per passare di categoria. È un salto che avrei già dovuto fare a fine 2010 in previsione del 2011, però la 600 è una categoria abbastanza costosa e quindi ho sempre rimandato questo salto di categoria. Vediamo se quest'anno finalmente riusciremo a farlo. Ecco. Per il Ponte News, Marco Mascioli.